Intervento. Allora, credo che non ci sono ulteriori interventi, non ci sono altri soggetti che sono iscritti a parlare. Consigliere Greco, lei... No. Ok, avevo già compreso che l'intervento di Enzo Quinto era stato esaustivo per quanto la riguarda. Io chiuderei la seduta del Consiglio Comunale perché il Sindaco brevemente la invito il Sindaco io la invito a questa ora anche al dono della sintesi, anche perché con gli orari della Polizia Municipale già siamo fuori termine, quindi la invito a concludere in 5 minuti. Grazie. Devo rispondere a 4 consiglieri comunali, quindi non occorre un attimo. Allora, al consigliere Greco ha invocato il dirigente dell'ANSI, l'ingegnere Ugo. Ugo è al corrente perfettamente, sa benissimo cosa stiamo facendo. Lei ha invocato, come fa il nome, la figura dell'ingegnere Ugo dell'ANSI. Tutto ciò che noi abbiamo fatto finora è passato attraverso l'accordo con l'ANSI, per cui l'ingegnere Ugo sa benissimo esattamente tutte le proposte che noi stiamo facendo per l'utilizzazione delle somme, sa benissimo che l'accordo sono già siglato tra 3 comuni e che l'ANSI si è impegnata a erogare le somme in un certo modo. Sui motivi del ritardo, allora quando poi si dice che il sindaco scarica le responsabilità, io vorrei capire un principio: i progetti da approvare in giunta non li fa il sindaco, i DIP, che sono i documenti che presuppongono il progetto, non li fa il sindaco. La stessa giunta, la prima giunta, in ogni caso avrebbe comunque potuto approvare il DIP che era precedente in un momento diverso. Il sindaco non scarica niente, si assume le responsabilità, ma non può fare sempre il parafulmine di altri, perché se no la ripartizione delle deleghe agli assessori a cosa serve? La nomina di coordinatori a che cosa serve? È come se il dirigente scolastico dovesse anche insegnare al posto degli insegnanti. Il dirigente organizza l'insegnamento, ma poi le cose le fanno ripartire. Quindi consigliere Marchese, abbiamo mandato a casa gli assessori. Consigliere Marchese, poi consigliere Greco ognuno si può permettere di dire in questo contesto qualunque cosa, chi dice queste cose le chiede sul ruolo, che sono anche responsabilità. Lei ha detto che il sindaco ha assistito all'accorpamento delle scuole senza dire nulla. Ci sono i verbali che parlano chiaro, e i verbali dicono che il sindaco si è opposto a tutte le ipotesi di accorpamento, e questo è il dato di fatto. Poi se vogliamo raccontare le sciocchezze, perché tanto si dicono, si insinua questo tipo di ragionamento e poi dopo si vede. Ci sono i verbali e quelli sono fatti, adesso sono chiacchiere. Sulla Corte dei Conti gliela mangi tutto quello che vuoi, e diversamente al 1 gennaio i moduli, secondo il suo ragionamento, i ragazzi lo vuoi ritenere doppio turni, perché lei si rende conto quindi ragazzi, andiamo a casa. Grazie. Gli manca la Corte dei Consigliere Greco, quando lei è intervenuto non abbiamo consentito interruzione. Consigliere Greco, grazie. Preferisco assumere responsabilità per non lasciare il ragazzo a casa.
Poi gli impegni poi che io ho riferito, il sindaco li riferisce e li ha sollecitati gli impegni ben precisi, la ditta fa il lavoro e noi saremo col fiato sul collo della ditta per fare in modo che rispetti i tempi. Alla consigliera Curso che non sa no, deve rispondere alla domanda che io ho fatto. Consigliere Greco. Se ha fatto la delibera per svincolare l'avanzo di... parli con la ragioniere capo perché quello è compromesso. No, che la... Consigliere Greco. Scusi, sindaco. La ragioniere capo è là. Consigliere Greco, un attimo, sindaco. Consigliere Greco, lei mi deve fare la cortesia, come le abbiamo consentito giustamente di intervenire nel silenzio più assoluto. Lei non può e non deve intervenire mentre qualcun altro sta parlando, è una questione di rispetto. Tante Grazie. cose ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e alle famiglie, no? E all'avanzo vincolato, non gliene frega niente. Allora non gliene frega niente, Lei interviene sempre, lei non può intervenire, lei è già intervenuta, non può interrompere nessuno. non gliene frega niente, sa perché? Perché i lavori comunque cominciano e finiscono. Allora Consigliere Greco, scusi, sì, consigliere Greco, per cortesia, consigliere Greco, comunicando la smetta, grazie. Sindaco, lei viene a concludere. poi alla consigliera Curso che non vede. Io ho apprezzato il presente della consigliera Curso e alla parte specialmente in cui ha chiesto la conferma dell'impegno da parte dell'amministrazione nel prestare la ditta a fare il lavoro, perché non li facciamo, ma si fa la ditta. E questo è il discorso che è propositivo, che è un compito dell'amministrazione del Sud. Ho apprezzato l'intervento del consigliere Curso quando ha chiesto e sollecitato il sindaco e l'amministrazione con l'assessore competente, perché il sindaco non è il potestà della... Professoressa, se non le interessa può anche uscire. No, la signora dietro di lei. Vabbè. No, la signora accanto, non ci siamo capiti, grazie. Prego. Allora, con l'istituto Moncada è chiaro che noi faremo la nostra parte per confermare le classi, come abbiamo fatto all'epoca. A consigliare Enzo Rubino sul diritto allo studio mi pare che siamo sempre d'accordo. Da gennaio a settembre 2023 però si potevano fare i lavori e in quel periodo quella giunta c'era non mi interessa nessuno. Poi le condizioni della scuola, sulle condizioni della scuola, Lasciamolo, dico, sono intervenuti tutti, lasciamolo, professoressa Vecchio, se non interessa anche a lei si allontani, grazie. Sulle condizioni della scuola, se ho capito bene, quelle condizioni sono legate agli interventi che dovremmo fare che abbiamo deliberato ultimamente con la ingiunta. Diversamente, se non dovessero fare evidentemente sarebbe un grossissimo problema. Ma io ho già detto che l'impegno è quello e che su quell'impegno noi saremmo estremamente vigili. Dopodiché, sullo scontro politico e sul vedere chi lo causa ogni giorno e chi lo alimenta ogni giorno, lo scontro politico, basta andare a vedere quello che c'è su queste cose qua e capire chi alimenta lo scontro politico. Quindi quell'invito a non alimentare lo scontro politico fatto anche, non soltanto da chi per lo scontro probabilmente qua dentro, sinceramente mi sembra una buona inversione di marcia di tendenze. Il Presidente ha capito.
Il sindaco ha l'intelligenza utile per poter capire quello che lei ha detto. Allora, esaurita la trattazione del punto posto all'ordine del giorno, richiusa la seduta di oggi 6 marzo all'ora 2025 alle ore 20:09. Grazie a tutti e buona serata.